Jesolo è conosciuta per il suo mare fantastico e per la sua vivace vita estiva, ma quest'oggi in questa puntata voglio raccontarvi di una Jesolo nuova, diversa, che quest'anno è diventata anche città europea dello sport. Una Jesolo più silenziosa, autentica e verde. Un percorso da scoprire su due ruote grazie ai percorsi ciclabili, ambienti naturali e la memoria storica. Andiamo! Questa puntata è un viaggio in bicicletta che inizia dalla Pineta passando per Cortellazzo e la spiaggia del Mort, uno degli ambienti naturalistici più preziosi di tutto il litorale. La nostra pedalata con i bike di Bike parte dalla Pineta di Jesolo, lungo una pista ciclabile asfaltata o sterrata leggera, lontano dal caos cittadino, seguendo tracciati che si affacciano sui canali e sulle antiche tracciati del fiume Piave. Siamo arrivati nella zona naturalistica di Cortellazzo. Alle mie spalle abbiamo la spiaggia del Mort, oggi santuario naturalistico e simbolo della biodiversità. Gloria, qui incontreremo il biologo Andrea Tomei che ci racconterà di tutto e di più su quest'area. Ciao Andrea! Cosa avete pescato oggi? Buongiorno! Non tanto, ma oggi abbiamo un ospite che non è un ospite esattamente autoctono, molto famoso negli ultimi anni, ed è quello che ormai tutti conoscono, il nostro granchio blu. Qui abbiamo un maschietto, si vede dal pleon, dall'addome, e poi abbiamo anche una femminuccia che probabilmente ha già deposto le uova. Questo purtroppo è uno degli ospiti definiti le specie aliene, è un ospite che ormai ha infestato le nostre zone, crea dei particolari problemi alla biodiversità. Qui siamo tra l'altro in un posto molto particolare, siamo dove il fiume incontra il mare, siamo alla foce, quindi un ambiente molto particolare dove ci sono molte specie molto particolari. Non abbiamo solo specie di mare, ma sono specie definite eurialine, quindi che vivono bene con diverse salinità. E purtroppo tra queste lui si adatta molto bene. E oltre al granchio blu abbiamo altre specie particolari in questa zona? Ma specie ovviamente quelle autoctone, assolutamente sì. Questa è terra di branzini, di orate, di passeri di mare, di anguille, mormore. Questo è quello che anche i nostri pescatori, che hanno una pesca assolutamente sostenibile, come vedete hanno delle reti, quindi rete da posta, delle nasse, le seppie quindi, e molta forza, molto lavoro manuale. Quindi ecco, come abbiamo capito, la biodiversità testimonia anche la qualità di queste acque, di questo mare che abbiamo. Qui tra l'altro quello che vediamo alle nostre spalle è la laguna del Mort, che è di territorio jesolano ed è un sistema particolarmente interessante dal punto di vista della biodiversità. Jesolo tra l'altro è riconosciuta per la bandiera blu da 22 anni. Direi di sì, un riconoscimento importante che testimonia l'importanza del mantenimento, dello sviluppo, della sostenibilità di tutto quello che è l'ambiente marino, ma non solo. Tra l'altro con le piste ciclabili abbiamo aumentato anche questo tipo di offerta turistica, e questo è un motivo di fregio per tutti noi e per i turisti. Una cosa voglio dirla però, qualcuno dice ma il mare di Jesolo a volte è sporco. Attenzione, è torbido a volte perché è sabbioso. Certo. In realtà dal punto di vista microbiologico il nostro mare è un mare molto pulito. Quindi questi luoghi, Andrea, devono essere vissuti a pieno e soprattutto, mi raccomando, nel rispetto dell'ambiente. Gloria, ora riprendiamo le nostre bike e percorriamo la pista ciclabile del Piave fino ad arrivare a Jesolo Paese per poi fare... Sai che c'è? Ti faccio fare anche 2 stop, vieni! Vedi Gloria, il primo stop, la deviazione che voglio farti fare è questa, le antiche mura di Equilio. Qui ci sono i resti della Basilica di Santa Maria e del monastero di San Mauro, per la precisione del VI e del XII secolo. Sono 2 affascinanti siti archeologici proprio appena fuori dal centro di Jesolo città. L'altra fermata per prendere fiato, anche se a bordo delle nostre e-bike siamo perfette, è il Museo Civico di Storia Naturale, il J-Museum. Questo è situato in via Policek e detiene delle esposizioni permanenti e temporanee di fauna, paleontologia, ricostruzioni scientifiche e anche artistiche. Sono tutte attrazioni facilmente raggiungibili e visitabili proprio grazie alla grande rete ciclabile urbana.
Jesolo si rivela per quello che è una città moderna, attenta, ma soprattutto nel rispetto dell'ambiente. Pedalare tra il mare, la laguna e la pineta ci permette di scoprirla con occhi diversi. Un turismo sostenibile è quello di oggi, un turista attento che rispetta l'ambiente e il mare, per oggi e il futuro di domani.